ritrovati, prima edizione dei nostri telegiornali, insieme anche oggi in diretta per raccontarvi quanto accaduto nelle ultime ore nella nostra regione. In primo piano un incidente mortale nel Bellunese, ma poi vi racconteremo anche della giornata al Vinitaly con la Premier Meloni, arrivata proprio pochi minuti fa alla Fiera Veronese, affrontati i temi principali di queste ore, dal duro attacco di Trump a Papa Leone, passando per l'emergenza legata alla chiusura dello stretto di Hormuz. Si è parlato di patto di stabilità europeo, si è parlato di gas russo, tra pochissimo le parole della Premier, ma poi vi racconteremo anche di l'ennesimo atto vandalico ai canottieri a Mestre e poi di una tentata rapina ieri sera a Mogliano ai danni di un minorenne. Come detto però in apertura, la cronaca ci porta nel Bellunese, a Borgo Valbelluna per l'esattezza, con l'ennesimo incidente stradale, l'ennesima vittima sulla moto, un centauro trevigiano ha perso la vita. Ci racconta tutto Fabio Fioravanti insieme a Stefano Bozzi. Buongiorno Fabio. Buongiorno, grazie per la linea. Siamo lungo, la vedete, la strada provinciale 1 a Marziai, in una zona non abitata. Anche adesso sta piovigginando, però ci sono dei momenti durante la mattinata in cui ha piovuto molto di più e secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato proprio l'asfalto bagnato ad essere la causa dell'incidente. In paese si ipotizza anche comunque che potrebbe esserci stato anche l'attraversamento di un animale. Questa è una zona dove cervi e daini passano spesso, ci sono purtroppo altre lapidi lungo questa strada per altre vittime. Quindi una situazione purtroppo che non è nuova, che si è già verificata. In questo caso il centauro che ha perso la vita stava andando a lavorare. Parliamo di un uomo di 62 anni di Montebelluna, Paolo Gaio. Sono intervenute ovviamente la polizia stradale, i vigili del fuoco, non c'era più niente da fare, sono in corso, sono stati fatti gli accertamenti dovuti per capire con certezza le dinamiche dell'incidente. Comunque pare certo che si tratti di un'uscita autonoma di strada, forse causata, lo ripetiamo, questo si mormora in paese, da un altro ennesimo attraversamento da parte di un selvatico. Da Marziai, Borgo Valbelluna, è tutto. Lavoro a te, buon lavoro a Stefano Bozzi. Dunque, da ricostruire la dinamica di questo incidente mortale costato la vita a questo centauro 62enne di Montebelluna. E restiamo in qualche modo nel Trevigiano, ci spostiamo a Mogliano Veneto perché Daniela Sizzia insieme a Nicoletta Rizzetto ci raccontano di una tentata rapina fuori dalla palestra e vittima ancora una volta un minorenne, probabilmente ad opera di giovanissimi come lui. Buongiorno Daniela. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Sì, ci troviamo proprio nel luogo dell'aggressione. Questa è via Roma, siamo a Mogliano Veneto e questa è la strada che ha percorso il ragazzino che era andato in palestra, che si trova proprio in fondo a questa via. Poi era arrivato qui per attendere la mamma che lo stava venendo a prendere. Pochi minuti si sono avvicinati due ragazzi, sembra giovanissimi, dai 16 ai 19 anni, racconta il papà, ci ha raccontato il papà della vittima questa mattina. Erano in un monopattino, sembra nordafricani, urlavano quando si sono avvicinati al ragazzino e lui si è subito preoccupato, si è girato di schiena, ha messo il cellulare in tasca, nemmeno il tempo di dire che non aveva nulla, perché loro gli hanno detto dacci tutto quello che hai. Lui non ha avuto nemmeno il tempo di dire che non aveva nulla quando gli hanno sferrato un pugno in volto, lo hanno spinto. Il ragazzo quindi è riuscito a reagire e li ha messi in fuga. Poco dopo è arrivata la mamma del ragazzino, immediato ovviamente la denuncia ai carabinieri e quando sono tornati a casa
sono andati insieme ad altri cittadini in cerca lungo queste strade, in cerca di questi due aggressori. Non li hanno trovati. Ovviamente i carabinieri stanno visionando tutte le telecamere di sicurezza per cercare di risalire al nome e al volto dei due aggressori. Ci dicevano i cittadini che abitano davvero poco distante da qui, i cittadini sia i genitori del ragazzino sia i vicini di casa, che sono davvero preoccupati perché è una situazione allarmante. Diceva Mogliano, per noi era un'isola felice, adesso non lo è più, e di questi fatti ci preoccupano davvero. Questa mattina, ci diceva il papà, accompagneranno il figlio all'ospedale per essere refertato ed essere medicato. Oggi aveva un occhio nero, c'è la preoccupazione ovviamente, lui dice, anche per il ragazzino che deve tornare in palestra. Il papà ci ha raccontato: a questo punto dovrò andare a prenderlo e riportarlo sempre io, e non lo lasceremo assolutamente più nemmeno 2 minuti, perché quello che è accaduto è davvero preoccupante per tutti. Da Mogliano, Francesca, è tutto, io ti restituisco la linea. Grazie davvero Daniela, grazie anche a Nicoletta Rizzetto. Si è aperto ieri davanti ai giudici della Corte d'Assise di Padova il processo contro il 42enne triestino Alessio Battaglia, accusato di aver ucciso il pensionato Franco Bernardo Bergamin a Limena nel febbraio dello scorso anno. Si è aperta con la richiesta di poter essere giudicato con rito abbreviato il processo contro Alessio Battaglia, il 42enne triestino accusato di aver ucciso e nascosto per settimane il corpo di Franco Bernardo Bergamin, il pensionato di Limena che lo ospitava da tempo nella sua abitazione. La difesa dell'imputato ha chiesto il rito abbreviato, che prevede lo sconto di 1/3 della pena. Per il pubblico ministero titolare dell'indagine, Marco Brusegan, Battaglia è responsabile di omicidio volontario, occultamento di cadavere, calunnia e utilizzo indebito della carta di credito del pensionato. Battaglia, presente in aula, verrà interrogato nella terza udienza già in programma per giugno. La sentenza poi dovrebbe arrivare per fine settembre. La vittima, Franco Bernardo Bergamin, venne ritrovato cadavere il 5 marzo del 2025, nascosto in sacchi neri dentro un armadio nella sua casa di Limena in via Papa Giovanni XXIII. Per ritardare la scoperta del corpo, Battaglia aveva cosparso la stanza di profumatori. L'omicidio, secondo quanto ricostruito dall'autopsia e dalle testimonianze, sarebbe avvenuto infatti il 22 febbraio 2025. Battaglia per giorni aveva continuato a vivere nella casa, poi era fuggito a Monfalcone, dove era stato arrestato il 6 marzo, il giorno dopo il ritrovamento di Bergamin. Battaglia aveva aggredito il pensionato durante una lite per le spese domestiche che lui non pagava mai. Il 42enne ha sempre detto di aver spinto accidentalmente l'anziano, che cadendo ha sbattuto la testa. L'autopsia però ha stabilito che ad uccidere Bergamin è stato un colpo molto forte, tipo karate, che gli ha spezzato il collo. In casa il giorno dell'omicidio c'era anche la compagna di Battaglia, che però al momento del delitto era chiusa in un'altra stanza perché positiva al Covid. La donna ha sempre detto di non essersi accorta di nulla e per la pubblica accusa la sua testimonianza è credibile. La piccola Lea morì travolta da un'auto mentre era sul marciapiede con il padre. Ad un anno dalla tragedia di Creazzo, la procura chiede 6 anni di carcere per l'uomo alla guida. La drammatica morte di Lea Stevanovic, la bimba di 10 anni che fu travolta e uccisa a Creazzo un anno fa. Un episodio che sconvolse le comunità, anche perché la piccola camminava regolarmente sul marciapiede per mano con il papà. Ad ucciderla un automobilista ubriaco che ha perso il controllo dell'autovettura, e per questo poi venne avviato un processo a suo carico. Ecco, nell'ultima udienza il PM ha chiesto 6 anni di reclusione. Abbiamo fatto il riepilogo di tutto quello che è successo in questo servizio. 6 anni di reclusione per omicidio stradale aggravato dalle condizioni dell'imputato è la richiesta avanzata dal pubblico ministero nei confronti di Fabio Zattera, 56 anni, accusato di aver investito e ucciso la piccola Lea Stevanovic il 16 febbraio dello scorso anno a Creazzo. Quel pomeriggio l'uomo aveva perso il controllo dell'auto, uscendo dalla carreggiata, invadendo il marciapiede e travolgendo la bambina che si trovava accanto al padre. Un impatto devastante che non le ha lasciato scampo.
Ferito anche il genitore, testimone diretto della tragedia. Lea fu trasportata d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza, ma i tentativi dei medici di salvarle la vita si rivelarono inutili, una morte che ha scosso profondamente l'intera comunità. Nel corso dell'udienza preliminare il PM Gianni Pipeschi ha sottolineato la gravità della condotta di guida, parlando di una perdita di controllo incompatibile con le condizioni della strada. La difesa invece punta sul rito abbreviato che in caso di condanna porterà a una riduzione della pena di 1/3. I genitori della piccola Lea erano presenti in aula. Un dolore composto ma ancora profondissimo per una ferita che resta aperta. La decisione del giudice è attesa lunedì prossimo, una sentenza che dovrà fare i conti non solo con le responsabilità ma anche con il peso di una tragedia che ha spezzato una vita troppo presto. Ancora vandalismi contro il monumento dell'Alpino a Padova, la statua al centro di polemiche fin dalla sua realizzazione continua ad essere presa di mira. Allora ci colleghiamo in diretta con Chiara Gaiani, insieme a lei Cristian Roca Allende e Nereo Tiso, consigliere comunale del Partito Democratico, ma soprattutto alpino. Buongiorno Chiara, buongiorno a Tiso. 3, 2, 1, fuoco. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori, ringraziamo anche Nereo Tiso che tu hai presentato, consigliere comunale e alpino. Sì, non c'è pace per questo monumento che è stato posto qui anche come gratitudine della città di Padova per la grande solidarietà che gli alpini hanno sempre dimostrato anche nei confronti della città 2 anni fa durante l'inaugurazione di questo parco proprio cittadino. Ecco, come potete vedere c'è una bella scritta gialla che è comparsa la scorsa notte su la parte diciamo grafica in cui viene spiegato che cosa simboleggia la statua che abbiamo alle nostre spalle, da chi è stata realizzata, quando è stata posta insomma questa statua. Già un mese e mezzo fa c'era stato sempre questo totem, era stato oggetto di un imbrattamento però fatto in modo diverso, anche con una vernice diversa. La cosa con questa vernice gialla è più grave, Nereo Tiso. Innanzitutto la cosa è grave comunque. Un mese e mezzo fa con colori ad acqua avevano offeso gli alpini con parolacce. Oggi qualcuno ha deciso di metterci la firma con un colore più pesante probabilmente. Però la cosa che fa più male è che vengono poste queste firme, queste diciamo scritte ingiuriose nei confronti di persone, perché si tratta di un gruppo di persone che si occupano della città, della solidarietà, della protezione civile, sempre disponibili, però che sono stati in qualche modo additati come chissà chi, cioè vuol dire come se qualcuno non volesse che questa statua fosse qui, e quindi non dico che siano minacce, però sta di fatto che è un abbrutimento, una brutalità quello che è stato fatto nei confronti degli alpini, diciamo dell'ANA, perché l'Associazione Nazionale Alpini con questo monumento di Padova ha voluto celebrare i suoi 100 anni, e tra l'altro proprio un mese e mezzo fa si diceva ma come, devono ancora metterci qualche porcheria sul totem, e in effetti questa è stata poi la risposta, anche se poi non lo sapevamo. Sta di fatto quindi che gli alpini naturalmente non temono, non hanno paura certamente, però chiaramente dispiace che vengano di essere presi di mira da personaggi probabilmente senza arte né parte, anche se la loro arte la esprimono in questo modo, in questa situazione veramente micidiale, diciamo, e questo ci dispiace. Verrà pulita. Vediamo, insomma, perché non sarà. Ecco perché potrebbe essere molto costoso pulirla, infatti ne approfittiamo anche per lanciare un appello. Questa è una vernice difficile probabilmente da pulire, ovviamente ci saranno anche delle indagini, ma nonostante il parco sia chiuso e ci siano delle telecamere, già un mese e mezzo fa gli autori non erano stati individuati. Vogliamo lanciare un appello, se qualcuno volesse contribuire per la pulizia del totem. Se qualcuno volesse contribuire, bene, sia dal punto di vista economico ma soprattutto dal punto di vista delle idee per pulire, perché non è facile, e credo che potrebbero contattare direttamente la sede degli Alpini di Padova, che si trova naturalmente, c'è anche un sito, l'ANA di Padova, potrebbero contattarle. Sta di fatto che diciamo che nella loro disponibilità c'è tutta la volontà di ripulire
questa sconcezza che è stata fatta c'è tutta, vediamo cosa succederà. La cosa che ci dispiace è che ci sia ancora persone che vanno in giro e al posto di trovare un muro anonimo trovano qualcosa invece che ha un nome e un cognome, che è questo totem del monumento degli Alpini, che è stato inaugurato un paio di anni fa solo, diciamo, purtroppo, perché dopo il Covid eccetera. Questo credo sia veramente una situazione che fa male agli alpini, ma alla città stessa, come dicevi tu prima, perché cioè, gli alpini sono nella città e per la città e sono una ricchezza, e quindi su questo non si può assolutamente travisare. Ecco, grazie a Nereo Tiso, ringrazio per la collaborazione tecnica Cristian Roccaiende, speriamo di non dovervi raccontare più vandalismi di questo tipo. Da Padova è tutto, Francesca lì nello studio. Grazie Chiara, grazie anche a Cristian Roccaiende e a Nereo Tiso. Altro vandalismo questa volta a Mestre e non è, come nel caso del monumento all'Alpino di Padova, non è la prima volta che nel mirino finisce la Canottieri di Mestre, con chiaramente la reazione degli associati. Ce lo racconta Ilaria Marchiori. La Canottieri di Mestre questa notte è stata colpita dai vandali un'altra volta, una seconda volta a distanza di poco tempo dalla precedente, e in questo caso addirittura i danni sono stati ancora maggiori. Qui c'è il vicepresidente Paolo Cuman, che questa mattina si è svegliato, è stato chiamato perché gli avevano detto che in questa sala, che solitamente è la sala dove si svolgono le riunioni, c'era stato il disastro. Adesso noi vi vogliamo far vedere, anche insieme proprio al vicepresidente, che cosa hanno fatto. Hanno divelto completamente le finestre, e questa è stata una cosa. Voi vedete la sala svuotata, ma prima non era così. Cos'è successo? Ecco, immaginatevi questa sala, se la riprende, fino a ieri sera era piena di sedie, di mobili, di quadri, di una miriade di trofei, coppe di tutti i tipi. Era la nostra sala di rappresentanza, dove facciamo gli eventi, dove ci ritroviamo, dove lavoriamo. C'era un televisore a 86 pollici, c'era un impianto audio, c'era tutto, un posto caldissimo, apprezzatissimo. E noi la conosciamo bene perché siamo venuti qui più volte. Come è stata ridotta per puro vandalismo, perché qua non è stato ad occhio e croce rubato nulla. Ecco, non è stato rubato nulla, vi prego di seguirci e andiamo col vicepresidente, perché tutto è stato buttato, diciamo, in acqua qui proprio all'esterno. Eccoci qui, aspetta che vi vogliamo far vedere proprio qui, addirittura probabilmente a causa del peso di alcuni mobili sono state completamente distrutte le mattonelle. Sì, esatto, stamattina abbiamo cominciato subito, io per primo, con un barchino a cercare di recuperare quello che c'era in acqua, sia per recuperarlo, sia perché anche rappresentano un pericolo per la navigazione, e siamo ancora tuttora dietro. Il pontile adesso è pieno di roba recuperata, adesso sono arrivati anche i pompieri, appunto perché è anche pericoloso quello che c'è sotto d'acqua. Poi dovremo aspettare la bassa marea per vedere di recuperare anche le nostre coppe, i nostri trofei, perché li vogliamo indietro. Questo è un atto chiaramente intimidatorio. Noi qui ci siamo, noi qui restiamo e noi qui continuiamo a controllare che la gente si muova in maniera corretta e rispettosa di noi e soprattutto della laguna. Perché parla di un atto intimidatorio? Per le continue segnalazioni, le denunce eventualmente sulla velocità dei barchini qui in laguna, anche durante gli allenamenti qui alla Canottieri? Personalmente l'unica spiegazione che riesco a darmi, ci vorrebbe un profiler dell'FBI per capire il tipo di personaggi che fanno queste cose. La mia impressione è questa: mi riferivano ad esempio
un collega, uno dei nostri istruttori di vela, che in questi giorni facendo scuola hanno attraccato con le barche a vela all'isola di Campalto e sono stati letteralmente assaliti da un gruppo di ragazzi coi barchini che lanciavano loro le bottiglie. Quindi abbiamo capito, voi temete si tratti di un atto intimidatorio, ovviamente chiedete anche maggiore sicurezza, i controlli ci sono ma non sono abbastanza. No, i controlli ci sono, il sistema SISA, il sistema sanzionatorio SISA, dove esiste funziona, non funziona qua perché non c'è. Il controllo del sistema qua si ferma dentro il Canassasso, non c'è attualmente nessun controllo della punta e qua transitano fino a 200 imbarcazioni all'ora e talvolta ci sono persone educate, consapevoli che vanno alla velocità giusta, che qua è 7 km all'ora, e poi c'è chi, e soprattutto chi non ne vuol sapere di essere richiamato, ma poi possono essere anche altre fonti. Ecco, avete sentito, allora la situazione è chiara, continui, è già la seconda volta che i vandali danneggiano la Canottieri, in questo caso in maniera ancora più pesante della precedente. L'appello è chiaro, più sicurezza, maggiori controlli e soprattutto non riuscirete a intimidirci. Ringrazio il vicepresidente, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie da Ilaria Marchiori, questa insomma una pagina dedicata ai vandalismi. Nel corso di questa edizione parleremo anche di 2 episodi accaduti nel fine settimana nella Marca trevigiana, da Roncade a Casale a Treviso. In alcuni casi i protagonisti sono dei giovanissimi, ma la cronaca ci riporta nella Marca, o meglio tra Marca e Gran Bretagna, con l'omicidio di Manchester. Gloria De Lazzari di Roncade è stata violentata ed uccisa, l'assassino l'ha scelta a caso. Gloria, 45 anni, originaria di Roncade, lavorava a Manchester come rider. Potrebbe aver incontrato così il suo assassino. La donna gli avrebbe portato a casa del cibo. Qui il maniaco l'avrebbe vista e avrebbe deciso di ucciderla. Prima però l'ha violentata. Un assalto sessuale, è questa l'ipotesi che prende sempre più piede in quello che è stato definito uno degli omicidi più efferati. A processo per il sanguinoso delitto James Morton, 33 anni. Nelle scorse ore l'uomo doveva comparire in aula davanti ai giudici, ma non si è presentato, si è solo collegato tramite video a parlare. Sono stati i suoi legali, come ci spiega l'avvocato della famiglia della vittima, Gabriele Anni. I suoi avvocati hanno eccepito che egli non sia validamente capace di stare in giudizio perché abbia un vizio di mente. Il giudice ha così deciso, visto che mancano anche i risultati degli accertamenti anatomopatologici della vittima, di rinviare l'udienza al 15 giugno. In quella data vi saranno presumibilmente con elevata probabilità sia gli accertamenti anatomopatologici completi sulla salma di Gloria, sia vi sarà, è stata disposta una perizia psichiatrica sullo stato attuale di capacità di intendere e di volere del Morton. Per la legge processuale penale anglosassone, ci spiega il legale, qualora il 15 giugno fosse ritenuto capace di stare a processo dovrà dichiararsi colpevole o innocente. Se dovesse diversamente essere ritenuto incapace, il giudice valuterà i reali svolgimenti dei fatti. Se fosse ritenuto responsabile del delitto, gli potrà essere applicata una misura di sicurezza, assai probabilmente un ricovero coatto in una struttura che è equiparabile ai nostri vecchi ospedali psichiatrici giudiziari. L'accusa per lui è omicidio volontario, un delitto che si è consumato nell'abitazione di Gloria. La donna fu trovata senza vita, brutalmente uccisa il 19 gennaio scorso, violentata e assassinata da uno sconosciuto incontrato per caso durante forse un giorno di lavoro. Lei avrebbe aperto la porta al suo assassino. Rimangono le parole disperate della mamma di Gloria, pronunciate poco dopo la tragedia. Sono rimasta sola con mio figlio disabile. Io come madre voglio sapere la verità. E non va a finire così.
In Valsugana una badante 33enne moldava ha tentato di strangolare l'anziana che assisteva con il cavo di un caricabatterie. È stata sorpresa dalla figlia della vittima, l'arresto dopo una breve fuga. Una domenica che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Siamo a Valstagna di Valbrenta, dove una badante ha tentato di strangolare l'anziana che segue con il cavetto di un caricabatteria del telefono cellulare. È stata fermata prima che fosse troppo tardi dalla figlia della vittima e arrestata. Una storia che ha dell'incredibile. Attorno alle 12 di domenica la badante 33enne di origine moldava, assunta regolarmente dallo scorso febbraio per seguire l'85enne nei fine settimana, si trovava nell'abitazione della donna assieme alla figlia di questa, 49 anni. Tutto sarebbe successo in una manciata di minuti dopo che la figlia è uscita in giardino. La 33enne ha preso il cavo, l'ha messo attorno al collo dell'anziana e ha iniziato a stringere, facendole perdere conoscenza. Provvidenziale è stato il ritorno nell'abitazione della figlia dell'85enne che, resasi conto di quanto stava accadendo, ha dapprima soccorso la mamma cercando di farle recuperare la corretta respirazione e poi ha inseguito la cittadina moldava che stava tentando di allontanarsi. Sul posto sono intervenuti per primi i carabinieri della stazione di Bassano del Grappa, allertati appunto dalla figlia, che assunte le prime informazioni conducevano la badante presso i nostri uffici, mentre la vittima veniva soccorsa da personale sanitario del 118 che la trasportava, ripresasi dallo stato di semi-incoscienza e con evidenti segni di escoriazione al collo, presso l'ospedale di Bassano, dal quale poi veniva dimessa nel pomeriggio di ieri. La badante, che non ha mai dato segni di squilibrio o violenza, ora deve rispondere di tentato omicidio aggravato. È stata portata al carcere di Montorio Veronese in attesa della convalida dell'arresto. La tragedia di via Botteniga Treviso con la morte di Pietro Monici travolto da un albero mentre stava pescando. Ieri pomeriggio l'autopsia sul corpo del 38enne, fatale uno schiacciamento del torace. Schiacciamento toracico, questa è la causa della morte di Pietro Monici, il 38enne travolto dal pioppo che si è spezzato in via Botteniga. L'esame autoptico ha stabilito che l'uomo ha subito un gravissimo trauma che non gli ha lasciato scampo, non avrebbe riportato altre gravi ferite. L'albero insomma lo ha colpito in pieno sul petto. Intanto le indagini della procura continuano per accertare eventuali responsabilità. È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo. In questi giorni saranno effettuate tutte le verifiche documentali, ma verranno sentiti testimoni, cittadini che hanno segnalato l'albero pericoloso e l'amico di Pietro che stava pescando con lui e che si è salvato per miracolo. Intanto sono tantissime le segnalazioni inviate dai cittadini al comune. La gente allarmata chiama per chiedere verifiche su alberi e piante ritenute potenzialmente pericolose. Io ringrazio tutti quei cittadini che costantemente segnalano potenziali situazioni di pericolo. Ricordo che qualche anno fa abbiamo fatto una scelta politica ben definita, che è quella di inserire la figura dell'agronomo all'interno dell'organigramma del Comune di Treviso, proprio per valorizzare e manutentare il patrimonio verde del Comune. Tutto il patrimonio verde del Comune è mappato e censito e devo dire che la condizione generale del patrimonio verde del Comune di Treviso è buona. La zona dove è avvenuto il drammatico incidente è di competenza del Genio Civile. Quel pioppo, avevano ribadito con rabbia i residenti, era stato segnalato perché pericoloso. Dispiace per quanto è successo, al di là delle responsabilità che ovviamente devono essere poi chiarite, però la cosa che mi fa più male francamente da sindaco è che oggi piangiamo la vita di un 39enne, una persona estremamente per bene, un bravissimo ragazzo, appassionato di pesca, di natura, un volontario dei Vigili del Fuoco che purtroppo non c'è più. La causa ovviamente è al vaglio degli inquirenti, però è stata una situazione anche estremamente sfortunata. Il sindaco Conte torna a parlare del patrimonio verde del comune. Ovviamente ci sono delle situazioni che possono essere più critiche, laddove ci sono queste situazioni certificate dal rischio di caduta alberi noi interveniamo con l'abbattimento. Conseguentemente all'abbattimento provvediamo alla piantumazione di almeno 3 nuovi alberi, quindi ogni albero che viene abbattuto noi ne piantiamo 3 di nuovi. Ogni albero ha un ciclo di vita, quando il ciclo di vita è arrivato al termine è anche giusto
abbattere gli alberi per evitare rischi e l'incolumità delle persone. Gli alberi a rischio caduta devono essere abbattuti, ribadisce a chiare note il primo cittadino. Ore di terrore domenica sera nel veneziano a Martellago. Dopo un litigio per un parcheggio un uomo ha spinto il vicino giù dalle scale e poi si è barricato in casa minacciando di farsi esplodere con il gas. Non abbiamo niente da dichiarare. Nessuno vuole commentare tra gli inquilini del condominio in via Berna a Martellago all'indomani di una serata di paura vissuta a causa di un cinquantenne che dopo aver aggredito un anziano spingendolo e facendolo cadere dalle scale si è barricato in casa minacciando il peggio se qualcuno avesse provato a entrare per farlo desistere. Al citofono risponde la moglie dell'uomo che cadendo dalle scale ha sbattuto la testa perdendo i sensi prima di essere soccorso dall'ambulanza del SUEM e accompagnato all'ospedale per i controlli insieme alla donna. Non se la sente di dire nulla. Il litigio sarebbe scaturito a causa di un parcheggio che avrebbe mandato in escandescenza l'aggressore, già in evidente stato di alterazione psicofisica, portandolo a scagliarsi contro l'uomo. Sul posto sono giunte numerose pattuglie dei carabinieri con alcuni militari protetti dai giubbotti antiproiettili e squadre di mediatori rimaste per ore. Presente anche il sindaco Saccarola. Mi dispiace per il signore che è ricoverato in ospedale, però da notizie che ho è in via di guarigione, e per il signore che invece ha fatto questa azione, so che questa mattina ha raggiunto anche lui l'ospedale per essere curato la mano in quanto appunto con un pugno ha rotto il finestrino di una macchina. È una cosa che a Martellago non era mai successa, ci siamo preoccupati, tanto che devo ringraziare veramente di cuore le forze dell'ordine e i vigili del fuoco perché hanno fatto un'azione veramente importante, un'azione di mediazione soprattutto, e alla fine ha portato anche un risultato positivo perché si è risolto tutto quanto al miglior dei modi. In strada poi c'erano la madre dell'uomo, la sorella e altri familiari che inizialmente non riuscivano a comunicare con lui nemmeno telefonicamente perché non rispondeva. Solo dopo ore di pazienza con estenuanti trattative il cinquantenne ha ceduto uscendo spontaneamente dall'appartamento. All'alba i carabinieri sono tornati a controllare la situazione. Ora starà alla persona aggredita decidere se sporgere denuncia. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo nel Pordenonese con un incendio a Sacile dove un'auto è stata avvolta dalle fiamme sotto un condominio, 11 appartamenti evacuati e una persona intossicata. Tragedia sfiorata nella notte a Sacile, in via Volta, dove un incendio divampato poco prima della mezzanotte ha rischiato di travolgere gli abitanti di ben 2 condomini. Il rogo è partito da una Mercedes classe A parcheggiata nella stradina interna allo stabile, le cui fiamme hanno completamente avvolto il veicolo, propagandosi rapidamente fino a colpire gli infissi delle abitazioni sovrastanti, come vedete dalle immagini recuperate sul posto dalla nostra troupe. Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Pordenone, giunti sul posto con una squadra e un'autobotte insieme ai carabinieri che, arrivati per primi, hanno svolto un intervento provvidenziale facendo evacuare 11 appartamenti. I militari dell'Arma hanno bussato ad ogni porta, compreso il pericolo, mentre il fuoco iniziava a lambire le facciate dei palazzi, mettendo in salvo 25 residenti, tra cui una donna di 64 anni con difficoltà motorie, sollevata di peso e trasportata a braccia fuori dall'edificio dai carabinieri stessi. Nonostante il grande spavento, nessuno si è trovato in pericolo di vita. Una persona tuttavia è rimasta intossicata, infatti è stata visitata sul posto dal personale sanitario dopo aver respirato i fumi dell'incendio, ma fortunatamente la situazione è rimasta sotto controllo. Soltanto dopo le operazioni di spegnimento e un'accurata verifica strumentale all'interno degli alloggi e dei vani scala per escludere la presenza di gas residui, gli inquilini hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni intorno alle 2:30, eccetto gli occupanti di uno degli appartamenti sfollati, dichiarato inagibile per la presenza di monossido di carbonio nell'aria. I 2 inquilini sono stati fatti alloggiare in una struttura alberghiera cittadina messa a disposizione dal comune di Sacile. Gli accertamenti tecnici delle forze dell'ordine hanno escluso la possibilità di dolo, confermando la natura accidentale dell'evento, riconducibile a un'anomalia elettrica, probabilmente un cortocircuito nel vano motore della vettura. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse all'alba.
Nuovo interrogatorio in procura a Milano nell'inchiesta sui cecchini di Sarajevo. Ad essere convocato è stato un 64enne di origine piemontese che nelle scorse settimane aveva raccontato di aver partecipato a quei safari di morte. L'uomo ha deciso di non rispondere alle domande dei giudici. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 64enne piemontese interrogato in procura a Milano sul caso dei cecchini di Sarajevo. L'uomo, un ex cacciatore originario della provincia di Alessandria, ha scelto di rimanere in silenzio davanti alle domande dei giudici, ma ha voluto presentare tramite la sua legale una breve memoria difensiva. 2 pagine nelle quali spiega che ha sempre e solo millantato quei viaggi, in realtà mai effettuati. Tutti racconti che avrebbe esclusivamente sentito da amici e conoscenti. Abbiamo depositato una memoria di 2 pagine dove lui spiega che era semplicemente un millantare racconti che aveva avuto da gente che effettivamente è andata là. È chiaro che non andavano, anche chi è andato, ad ammazzare donne e bambini, ne pagavano per andare, si autopagavano il viaggio, quello sì, perché i suoi amici che sono andati, i suoi conoscenti l'hanno raccontato. Da lì a dire che era come andare alla caccia alla tigre, pago 10.000 euro per la testa di un civile, ne corre. L'uomo è stato convocato dopo che nelle scorse settimane aveva rilasciato un'intervista al Fatto Quotidiano raccontando proprio di essere stato in Bosnia a sparare sui civili durante l'assedio di Sarajevo e lo avrebbe fatto, secondo la sua ricostruzione, a causa del forte odio che provava per i musulmani. Un racconto che adesso però il 64enne e la sua legale spiegano solo come frutto di millanterie. Ha raccontato cose che gli sono state raccontate, perché lui non ha mai potuto fare neanche il servizio militare, perché non era abile, ha le lenti spesse così. Gli è sempre piaciuta l'idea, lui avrebbe voluto entrare nelle forze speciali, il GIS, il ROS, piuttosto che i Parà o cose del genere, non ha mai potuto farlo, non gli hanno fatto fare neanche il servizio militare. E quindi era appassionato di queste cose e nelle organizzazioni di amici, nelle scuole di tiro, al poligono parlavano di questo e lui ha fatto sue storie che era meglio dimenticare. Il 64enne piemontese è il secondo interrogato dei 4 indagati totali nella vicenda dei cecchini di Sarajevo. Il primo, un camionista ottantenne di origine friulana, aveva a sua volta negato ogni addebito testimoniando di non essere mai stato a Sarajevo, nonostante anche in questo caso avesse raccontato l'opposto in alcune interviste. Nei prossimi giorni saranno convocati in procura a Milano anche gli ultimi 2 indagati di questa vicenda. Nel bellunese abbiamo raccontato proprio in apertura con Fabio Fioravanzi del mortale a Borgo Valbelluna e nelle scorse ore c'è stato un altro incidente mortale, un lavoratore extracomunitario che ha perso la vita affrontando a Belluno una discesa in bicicletta. Tragedia nella notte. Do Mukhtar, 34 anni di origine sudanese, si è schiantato in bicicletta a metà della ripida discesa di via Sant'Antonio in Borgo Pra, proprio davanti alla chiesetta. Il giovane tornava nella sua residenza presso il Chase a Limana dal suo turno di scaffalista notturno nel supermercato del Mega. Il cadavere è stato ritrovato da 2 ragazzi che rincasavano. Intanto bisogna avere ovviamente necessariamente un'umana pietas per questa persona che è scomparsa, dopodiché credo che verranno svolte, come è giusto che sia, delle indagini per approfondire la causa, la dinamica del sinistro e quindi all'esito delle indagini capiremo qual è la responsabilità, se c'è una responsabilità o se è il cosiddetto caso fortuito. Quindi non metterei al momento almeno un nesso, una correlazione tra la situazione locale e ambientale rispetto al decesso di questo povero ragazzo. Da parte sua la CGIL dice che la morte di Do Mukhtar non è una tragica fatalità da archiviare, ma l'ennesima vita spezzata in quella zona grigia degli infortuni in itinere. Mukhtar stava tornando da un turno di lavoro notturno, definito come faticoso e sottopagato, che regge silenziosamente pezzi interi della nostra economia. Per la CGIL parlare di colpo di sonno significa spostare la responsabilità su chi quella fatica la subisce, invece su chi la produce e la organizza. E adesso andiamo a Verona al Vinitaly. Oggi è stata la giornata della Premier Giorgia Meloni. Allora subito la linea Lucio Zanato che insieme al direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli.
La giornata, una giornata davvero intensa perché è arrivata la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ma anche il Vice Ministro Matteo Salvini. Una giornata davvero intensa, dopo sentiremo cosa ha detto la Premier Meloni. C'è da dire una cosa importante, una ressa incredibile, una selva di telecamere, tutti che chiedevano situazioni per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, la crisi economica e quant'altro. Sono con il direttore che è venuto qui a toccare con mano il Vinitaly, la 58esima edizione. Direttore, intanto una prima sensazione di questo Vinitaly. Beh, ho visto fin dall'inizio che c'è entusiasmo e euforia nonostante tutto. Credo che sotto traccia molta preoccupazione, anche molta ansia da parte degli imprenditori che però sono veneti e come tu mi insegni sanno reagire a qualsiasi tipo di difficoltà, è quello che stanno facendo anche adesso. Ecco, qui siamo allo stand del Veneto, tra l'altro stanno presentando un evento dedicato allo spazio e parlando di spazio adesso voglio fare un mini commento politico al nostro direttore perché abbiamo notato da una parte il Presidente Stefani con la Premier Meloni, dall'altra parte invece il Vice Ministro Matteo Salvini con il Presidente del Consiglio regionale Luca Zaia. Interessante. Intanto Salvini e Zaia sono ovviamente molto legati politicamente, diciamo formalmente, poi bisogna vedere in realtà quali sono i veri rapporti, ma qua in un evento di queste dimensioni e dal punto di vista anche istituzionale è chiaro che stanno assieme. E la Meloni che sta dall'altra parte con il Presidente Stefani è altrettanto significativo, nel senso che questo può anche voler dire che tra Zaia e Stefani non corra proprio buon sangue, no? Quindi Stefani preferisce stare con la Premier che con il suo Presidente del Consiglio regionale che è un po' ingombrante, no? Per Stefani, quindi probabilmente è per questo che si tengono un po' a distanza. Ecco, devo dire che punto stampa alle 14 con il Vice Ministro Salvini qui allo stand del Veneto. Un'ultima considerazione, direttore, poi gli diamo la linea altrimenti tagliamo tutto il telegiornale. Però il Vinitaly con oltre 4.000 presenze di standisti, oltre 130 paesi rappresentati, 1.000 buyer, possiamo dire che è un momento di coesione mondiale, un esempio che dovremmo prendere tutti quanti? Beh, sicuramente è un esempio proprio anche di collaborazione tra imprenditori e tra persone che fanno lo stesso mestiere, che vogliono raggiungere dei risultati. Questo è il paese dei bastoni tra le ruote, della cultura dell'anti-impresa, e quegli eroi delle imprese sono soprattutto qui e non soltanto. Poi purtroppo ci si mette il tycoon a complicare drammaticamente le cose. Io credo che sia un uomo che ha perso la bussola e sta andando un po' per la tangente e temo che questo possa provocare ancora altre gravi conseguenze. Ecco, proprio per questo sentiamo cosa ha detto la Premier Meloni al suo arrivo, devo dirvi alquanto acrobatico per tutti noi dei media, dopodiché in linea allo studio. La situazione internazionale è una situazione che bisogna continuare sulla quale bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace, fare ogni sforzo possibile per stabilizzare la situazione e riaprire lo stretto che per noi è fondamentale, chiaramente non solo per i carburanti ma anche per i fertilizzanti, altro elemento fondamentale per il settore del quale parliamo oggi. Il patto di stabilità potrebbe aiutare? Potrebbe aiutare certamente. Chiaramente bisogna vedere come va nei prossimi giorni, ma penso che l'Europa non dovrebbe sottovalutare l'impatto che questa crisi può avere nei prossimi mesi. Penso che farebbe un enorme errore di valutazione se considerasse di muoversi troppo tardi. Quindi noi stiamo ponendo una serie di questioni in Europa, il tema anche di prendere in considerazione una sospensione del patto di stabilità, non intesa come misura che può essere fatta verso il singolo Stato membro, ma come misura generalizzata, esattamente come, sempre tornando a questo settore, stiamo chiedendo alcune cose che riguardano sia l'energia, ETS, sospensione ETS, l'abbiamo cominciato a discutere mesi fa, ma anche il CBAM. Ecco, noi oggi parliamo di fertilizzanti e sospendere oggi il CBAM sarebbe
oggettivamente una misura che potrebbe fare la differenza, quindi su questo siamo molto determinati, diciamo, a dare battaglia in Europa, ma per il bene dell'Europa, perché non si può rimanere sempre, diciamo, identici a se stessi mentre il mondo intorno a noi cambia in maniera così vorticosa, e quindi crediamo che chi oggi pone con serietà queste questioni sia, diciamo, particolarmente responsabile, ecco, non un irresponsabile come invece alcuni vorrebbero. Dopo l'ultima dichiarazione cambierà il rapporto con lui, dell'Italia con gli Stati Uniti? Il rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti è un rapporto, diciamo, che va avanti da qualche anno, no? Non riguarda il singolo governo, noi cerchiamo di fare il nostro meglio, chiaramente a contesto dato, considerando gli Stati Uniti un nostro alleato strategico e prioritario, però quando si è amici e quando si ha degli alleati, particolarmente se sono strategici, bisogna anche avere il coraggio di dire quando non siamo d'accordo, che è quello che io faccio ogni giorno. Quando sono d'accordo dico di essere d'accordo, quando non sono d'accordo dico di non essere d'accordo, perché credo che questo faccia bene all'Europa, agli Stati Uniti e all'Occidente in generale. Crede che Trump potrebbe chiedere scusa? Penso che quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone, le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici, diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto. Presidente, occorrerebbe rivedere il bando sul gas russo? Occorrerebbe rivedere il bando sul gas russo, come ha anticipato Descalzi? Ma guardi, ha anticipato Descalzi è un operatore del settore, chiaramente ha il dovere di porre le questioni per come le vede. Io per quello le posso dire questo, continuo a sperare che quando il problema dovesse seriamente porsi, cioè a gennaio 27, noi saremo riusciti a fare dei passi avanti, a portare la pace in Ucraina. Però non dobbiamo dimenticare, benché io ovviamente capisca il punto di vista di Descalzi, che la pressione economica che noi abbiamo esercitato sulla Russia in questi anni è alla fine l'arma più efficace che abbiamo per costruire pace. Per cui dobbiamo fare molto attenzione a come ci muoviamo da questo punto di vista. Però insomma è presto per parlare di questa dinamica che avviene da qualche tempo. Una premier Meloni a 360 gradi, avete sentito, ha parlato anche del duro attacco di Donald Trump nei confronti di Papa Leone, ed era su questo il sondaggio che vi abbiamo presentato ieri sera, con l'esito poi nel corso di Ring. Allora per chi se lo fosse perso lo vediamo insieme, vi chiedevamo appunto con chi stavate rispetto a quanto accaduto. Trump che aveva definito Papa Leone un debole nella politica estera, con chi sta. Ebbene, l'82,7% è a fianco del pontefice contro un 17,3% con il presidente americano. E adesso andiamo dalla nostra Vanessa Banzato a Carmignano di Brenta con lo stato d'agitazione alla cartiera Sappi, dipendenti in sciopero per la cassa integrazione. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo proprio davanti alla cartiera Sappi, assieme a me Roberto Pianca, ADL Cobas, che sta seguendo i lavoratori e le lavoratrici che si trovano ad affrontare un'ora di sciopero per quanto riguarda il turno uscente e un'ora di sciopero per il turno entrante, perché che sta succedendo, Pianca? Allora, dal 2018 l'azienda, che è un'azienda storica del nostro territorio perché è stata fondata nel 1877, è entrata nell'orbita di una multinazionale, sono cambiate diverse cose, alcuni premi che avevamo prima sono stati tramutati in indennità, su festività, su buoni pasto, e con anche la richiesta aziendale di lavorare 355 giorni all'anno. Purtroppo dal 2018 questa situazione non si è mai pienamente verificata, ci sono stati momenti alternati di cassa integrazione, di periodi un po' meno difficili, di fermate commerciali, con il personale che è stato a casa, magari le festività che si dovevano lavorare, in più queste indennità sono fisse, quindi non sono più rivalutabili, e questo ha comportato una perdita e continua
continua a comportare una perdita per i lavoratori. Inoltre c'è un problema di personale, l'azienda ultimamente ha assunto del nuovo personale ma in ritardo rispetto alle esigenze dello stabilimento, e quindi a molte persone è stato richiesto di ricoprire più ruoli, più mansioni, comportando un disagio per le persone che magari da anni stavano svolgendo una determinata mansione, sia a livello personale, psicologico, di sicurezza, e le persone si sentono sempre più numeri qua in Noi invece crediamo fortemente nella professionalità delle persone che sviluppano nel corso degli anni le proprie competenze. Cosa chiedete? Allora, noi chiediamo una revisione di quelli che sono gli accordi, chiediamo di lavorare come l'azienda si era impegnata a fare 355 giorni all'anno. È stata una promessa e noi abbiamo aderito, i lavoratori hanno aderito e quindi chiediamo che questo venga compiuto. Certo. 250 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti della Sappi, questo è il secondo giorno di sciopero, tra l'altro uno sciopero che arriva dopo più di 20 anni dall'ultimo episodio, dall'ultimo sciopero che si era verificato, e voi però non vi fermate. No, noi abbiamo iniziato ieri e continueremo fino a quando non viene convocato un tavolo che possa poi riportare ai lavoratori delle proposte serie da parte dell'azienda. E volevo sottolineare, può sembrare che sia tutto dovuto magari a una crisi di mercato, nel corso degli anni sono stati effettuati dei trasferimenti di produzioni da questo stabilimento ad altri e da altri a questo, che però hanno comportato un bilancio sostanzialmente negativo. Questo impedisce sostanzialmente la piena occupazione dello stabilimento. Noi chiediamo che, come promesso, questo stabilimento lavori. Insomma, Francesca, hai sentito, chiedono semplicemente di lavorare alle corrette condizioni, le condizioni che erano state promesse nel 2018 dai titolari dell'azienda della Sappi di Carmignano di Brenta. Da Carmignano, Francesca, è tutto, ti ricedo la linea. Grazie davvero Vanessa, grazie naturalmente anche al tuo ospite, e ci riallacciamo a quanto alle dichiarazioni della Premier Meloni al Vinitaly, una crisi internazionale che pesa sulla nostra economia, tanti settori coinvolti. Chiedo alla regia se abbiamo l'ospite o se c'è ancora un problema di collegamento. Eccolo qui, perfetto. Allora parliamo appunto dell'impatto che il caro carburanti nello specifico potrà avere sul settore del turismo, in questo caso per quanto riguarda il mondo degli operator, degli autobus, dei pullman turistici. Lo facciamo insieme a Davide Baldoin, presidente della comunità Autobus Operator e Servizi Turistici. Ben ritrovato Baldoin, grazie per essere con noi. Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Le chiedo solo se riesce a tirare su un po' la telecamera, altrimenti è tranciato il viso. Eccolo qua, perfetto, benissimo, grazie mille. Grazie. Allora, innanzitutto una panoramica per quanto riguarda il vostro settore, per quanto riguarda proprio il caro carburanti. Abbiamo affrontato tante volte questo tema nelle varie comparti dell'economia, vediamo a voi come sta andando. Quest'anno diciamo è stato un po' pesante, è cominciato un po' in maniera pesante con questo caro del carburante. Abbiamo passato l'aumento delle assicurazioni, della manodopera, degli cambi auto, ci mancava anche questo adesso. E non è facile per noi far capire alla clientela questo aumento dei costi. È un momento un po' particolare che in continuo movimento e stiamo cercando di monitorare la situazione. Di che aumenti parliamo? È possibile fare una stima di che aumento state avendo e quindi che poi si ripercuote anche sui vostri clienti? Guardi, solo nel mese di marzo il carburante è aumentato del 16,85%. E nei viaggi il costo è del 30%, di solito incide nel costo del viaggio il carburante. Per quanto riguarda
sono più i viaggi a lungo raggio che risentono di questo aumento, perché nel corto raggio insomma i consumi sono ridotti. E si parlava anche nell'articolo del giornale di ieri del turismo che probabilmente sì, la regione Veneto punta sul turismo di fuori porta delle regioni limitrofe, insomma, che verranno qua, tipo Austria, Svizzera, Germania, che non usufruiranno dei voli aerei, ma si muoveranno in macchina per ridurre i costi. E per noi sarà un po' un impatto negativo, perché se le persone arrivano con i propri mezzi, noi non avranno la necessità di muoversi in pullman. Ecco. Adesso parlano anche di razionamento del carburante. Per ora è solo un parlare, diciamo, vediamo come sarà. Certo che sarà privilegiato il TPL, il servizio di trasporto pubblico locale, i servizi scolastici. Per ora non si è ancora presentato questo problema, insomma, del razionalizzare il carburante. Ecco, proviamo... abbiamo notato... Sì, prego. Sì, abbiamo notato un incremento delle richieste, soprattutto delle gite scolastiche, delle richieste per ora di preventivo delle gite scolastiche, perché stanno mettendo a confronto i viaggi già prenotati in aereo per capire se con il pullman vanno a risparmiare qualcosa visto che i costi dei voli adesso stanno aumentando. Ecco, quindi al momento c'è un aumento di questa tipologia di richiesta, e quindi richieste appunto per le gite scolastiche, anziché utilizzare gli aerei con tutte le incognite che ci sono, le scuole si rivolgono a voi proprio per gli spostamenti in pullman. Sì, questo è ancora in fase di valutazione, ci stanno chiedendo tanti preventivi su questo, ecco, stanno valutando. Per ora non abbiamo ancora avuto riscontri numerici, ma stiamo qua, insomma, ci stiamo organizzando, stiamo capendo come ci si muoverà nei prossimi mesi. Ecco. Quest'anno era cominciato anche bene da un certo punto di vista con le Olimpiadi, che avevano fatto un po' da volano per quanto riguarda movimenti turisti. Adesso c'è stato questo arresto, staremo a vedere insomma come muoverci. Ecco, lei parlava se ci fosse effettivamente questo turismo di prossimità e quindi i turisti che nel periodo estivo si muovono con la propria auto, chiaramente non hanno bisogno di voi. Questo che impatto, è chiaro che stiamo sempre facendo delle ipotesi, ma che impatto potrebbe avere poi sulla vostra attività? Diciamo che la stagione estiva per noi è importante, perché con i pullman generalmente seguiamo un po' il calendario scolastico, ecco, con le gite e tutto. Quando a giugno, quando chiude la scuola, diciamo, lavoriamo più col turismo e molto anche col turismo estero che arriva qua in aereo, li spostiamo. Perciò sono 3 mesi dell'anno che cominciano a potrebbero essere pesanti, insomma, per noi, se dovesse esserci una flessione. Ma avete già qualche sentore? Ma guarda, noi abbiamo un sacco di richieste, un sacco di preventivi che ci mettono a confronto per capire appunto sui cambiamenti, sì, per capire se conviene muoversi in un modo piuttosto che in un altro. Per ora tante richieste, tanta gente spaventata, tante persone che non sanno bene che direzione prendere, ecco, come muoversi, che tipo di vacanza fare. Ecco, perché l'altro aspetto era che, proprio visto l'incognita legata ai voli aerei, molti potrebbero rivolgersi proprio a viaggi organizzati in pullman per gli spostamenti, per salvare le vacanze. Quindi le chiedo se avete notato rispetto all'anno precedente un aumento comunque di queste richieste, almeno di preventivi per il momento. Sì, quello sicuramente, un aumento di richieste sicuramente. Adesso staremo a vedere come andrà, quante saranno le conferme, come si muoverà insomma un po' il mercato. Ma si riuscirebbe eventualmente dal punto di vista degli autisti, visto che si parlava di carenza anche di autisti, a dare una risposta, in tal senso, se questi preventivi poi dovessero trasformarsi effettivamente in richieste vere e proprie? Questo sarà un altro grosso problema da gestire. Diciamo che c'è tanta carne al fuoco in questo periodo qua, tante problematiche da seguire, ecco, dal caro carburante, appunto, come si diceva prima, assicurazioni, manodopera, ci organizziamo. Diciamo che in questi anni le aziende stanno cercando di dare sempre un servizio migliore di qualità per differenziarsi rispetto alle altre e creare un lavoro un po' di nicchia. Ognuno si sta specializzando un po' su un certo tipo di lavoro.
chi sul turismo, chi sulle scuole, chi sui trasporti degli atleti. Lavoro ce n'è. Finora ce n'è stato e speriamo che continui così. Ecco, in questo clima di certezza come riuscite a programmare? Perché i preventivi ovviamente aumentano i costi. Vediamo che risposte avremo nei prossimi periodi, nei prossime settimane. In che senso i preventivi aumentano i costi? Come richiesta, le richieste di preventivo aumentano, ma noi rispondiamo con dei costi più alti. Adesso staremo a vedere cosa andrà. Quanti verranno confermati, insomma, che percentuale di conferme avremo nelle prossime settimane. Ecco, in un clima di certezza come si programma la propria attività? Come si riesce a pianificare il lavoro? Non si pianifica, si naviga a vista. Diciamo che noi siamo ormai la nostra attività ha una programmazione sempre più breve e se ci teniamo pronti, abbiamo disponibilità di mezzi, di autisti, per ora è quello che riusciamo, siamo pronti insomma per le richieste, fino a quello che riusciamo a soddisfare e dopo staremo a vedere. Quindi i mezzi... Difficile fare i programmi, Come, scusi? È un po' difficile fare i programmi, da adesso in avanti. E quindi i mezzi almeno ci sono nell'eventualità questi preventivi? Sì. I mezzi per ora ci sono. Certo che se tutti i preventivi verranno confermati nello stesso momento sarà difficile soddisfare tutti. Questa è una visione molto ottimistica, che mi auguro sia così, ma staremo a vedere. L'ultimissima domanda, perché abbiamo qualche ritardo tra quello che arriva il mio audio e le sue risposte, Baldoin. Avete in qualche modo rivisto le vostre attività proprio a causa... Ecco, adesso si è anche bloccato proprio il collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo in tempi rapidi, perché abbiamo anche la pubblicità da dare, vediamo se la nostra regia riesce a fare come sempre miracoli. Insomma, questa era la panoramica, quindi la conferma che in qualche modo il viaggiatore, insomma siamo ad aprile, quindi è tempo anche di pensare alle vacanze estive, si guardi ad un'alternativa ai voli con queste incognite che pesano. No, non si riesce più a ripristinare il collegamento. Allora io ringrazio Davide Baldoin, il presidente della comunità Autobus Operator e Servizi Turistici, e andiamo in pubblicità. Siamo tornati in diretta, mi ha raggiunta qui in studio Giovanna Zuccoli, responsabile ufficio stampa Advar, ben ritrovata, grazie per essere con noi Giovanna. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, innanzitutto per quei pochi che ancora non lo sapessero, ricordiamo qual è l'impegno di Advar. Certo, l'Advar si prende cura delle persone più fragili, eminentemente in fase avanzata di malattia, all'hospice, Casa dei Gelsi e anche a casa, a domicilio, tramite un'equipe multiprofessionale che appunto lavora in squadra, e quindi medici, infermieri, fisioterapisti, OS e anche coadiuvata da volontari. Questo per quanto riguarda l'assistenza. Poi l'Advar ha dei servizi specifici, tra cui rimanere insieme per l'elaborazione del lutto, come diciamo noi, per riportare nel cammino della vita chi purtroppo ha perso una persona cara. E poi da più di un anno abbiamo inserito anche un servizio che abbiamo definito il ponte, perché c'è una grandissima necessità da parte delle persone, necessità dal punto di vista di supporto psicologico, delle persone che hanno ricevuto una diagnosi oncologica. Quindi già dalla fase iniziale, quando si riceve una notizia di malattia oncologica, ecco che noi ci siamo per supportare appunto le persone. E come diciamo sempre noi, supportare la persona significa prendersi cura non solo di chi appunto è malato e sta passando il periodo più complesso della propria vita, ma anche di tutta la famiglia, tutti i familiari che sono attorno adesso. Ecco, io mi riaggancio al tema che abbiamo affrontato prima con l'ospite precedente, che è quello, diciamo così, incentrato sul caro carburante, perché si parlava di trasporti e quindi però quello del
Caro vita, facciamo un discorso molto generale che parte quindi dal caro bollette, passando poi per i costi delle materie prime, eccetera, pesano su noi famiglie e pesano sulle attività, e immaginiamo possa avere un peso anche per quanto riguarda le vostre attività. Assolutamente, e immaginate l'hospice quanto è grande, no? Noi abbiamo 18 stanze e abbiamo tutte le parti comuni, gli ambulatori, le stanze per i colloqui, è veramente una struttura che costa non solo per quanto riguarda le bollette, che ovviamente pesano, ma anche per quanto riguarda i professionisti. Noi abbiamo più di 85 professionisti che lavorano coadiuvati da 300 volontari, e tutti i costi quindi contribuiscono ad una spesa, pensate, giornaliera di 13.000 euro. L'hospice, con tutti i propri servizi, che serve, ricordiamo, 200 famiglie al giorno, con tutti i vari servizi che ho nominato prima, costa 13.000 euro. Pensate, di questi 13.000 euro, 5.000 ce li copre la convenzione con l'ULSS 2 Marca Trevigiana, gli altri 8.000 dobbiamo recuperarli noi grazie al supporto, speriamo sempre continuativo, da parte della comunità. E quindi diventa importante, e le abbiamo seguite, le abbiamo raccontate, le tante iniziative che ADVAR mette in campo nel corso dell'anno, intanto per creare comunità, che non è poco, per far conoscere le attività e anche per raccogliere quella che è la linfa vitale. Maggio è un mese importante per quanto riguarda il lascito. Innanzitutto, che cosa significa? Sì, noi da ormai 8 anni portiamo avanti questa campagna, e questo che è un servizio alla cittadinanza. Nel mese di maggio, in collaborazione col Consiglio Notarile di Treviso, offriamo la possibilità gratuita di parlare, informarsi con un notaio per poter capire che cosa sono i lasciti solidali. Noi ovviamente speriamo in un supporto, no, all'ADVAR, perché appunto che ci permetta di continuare ad elargire questi servizi che dal 1988 portiamo avanti gratuitamente per la comunità. E quindi a maggio, appunto, se avete la possibilità, telefonateci e potete prendere un appuntamento gratuito, anche anonimo se volete, potete lasciare addirittura un nome di fantasia e addirittura appunto incontrare il notaio in assoluta privacy, in modo da capire cosa sono questi lasciti solidali, perché ovviamente noi pensiamo alla nostra famiglia, ai nostri figli, ma una volta lasciato ai nostri eredi legittimari, quindi ai figli, al coniuge, ai fratelli, ovviamente una piccola parte magari può essere destinata per il futuro, per garantire il futuro non solo dei propri figli, ma anche di quelle associazioni e quelle fondazioni come siamo noi, che aiutano appunto la cittadinanza. Per cui noi lo chiamiamo appunto maggio, il mese dell'ascolto, perché voi venite ascoltati da un notaio, il notaio vi dà le giuste informazioni e noi speriamo che riflettendo possiate anche aiutarci tramite i lasciti, perché appunto tutte queste modi sono per supportare l'ADVAR a continuare ad elargire i propri servizi. E poi ci sono ovviamente anche il 5 per 1000, adesso è un momento di dichiarazione dei redditi, quindi ovviamente non vi dimenticate, ecco questo, perché ecco, questo è il nostro obiettivo, no? Anche noi ringraziamo di averci invitati, proprio perché io dico sempre, abbiamo 2 livelli di informazione e di comunicazione che abbiamo il piacere di condividere con tutti i nostri cittadini. Il primo è quello di far sapere che le cure palliative sono gratuite e sono disponibili per tutti, quindi tutti hanno diritto ad averle quando ovviamente è necessario. Il secondo livello di informazione è questo, no? Che dicevamo prima, aiutateci a continuare questo servizio in modo gratuito. Ecco, che sensibilità c'è verso questa opzione, quella dei lasciti, dalla vostra esperienza? Ma allora, noi abbiamo visto che le persone riflettono tanto, sono persone avanti con gli anni, ma alle volte anche si discute in famiglia e vediamo che
sì, ci sono delle grandi convinzioni. Ecco, in realtà il target, diciamo così, è veramente ampio e stiamo facendo un grande lavoro per cercare di raggiungere anche quelle persone che magari non hanno pensato prima, no? Perché come dicevo prima, il segreto è proprio questo, cioè io voglio lasciare il mio bene, voglio lasciare il meglio che posso alla mia famiglia, ma questo non esclude che magari una piccola parte, con una piccola parte possa aiutare tantissimo in modo fondamentale anche queste fondazioni che si prendono cura di chi ha bisogno. Vediamo appunto che le persone ci chiedono molto, abbiamo avuto successo negli anni scorsi con questo appunto mese dell'ascolto e speriamo, vi invitiamo veramente a venire a parlare con il notaio, perché la cosa importante è informarsi, poi voi scegliete, decidete, ripeto, addirittura potete venire lasciando un nome di fantasia ed incontrare il notaio, perché è importante conoscere, informarsi oggi per scegliere per il domani, noi diciamo. Immaginiamo la vostra realtà come una grande famiglia dove ognuno fa la propria parte. Come una famiglia bisogna in qualche modo far quadrare i conti di casa. Alla luce di quegli aumenti di cui abbiamo parlato poco fa, come si riesce a far quadrare il bilancio mantenendo però il servizio fondamentale che offre Advar? Ma guarda, lei ha veramente detto una cosa fondamentale, cioè mantenere il servizio. Noi non abbiamo mai diminuito il nostro agire, anzi nell'ultimo biennio siamo cresciuti con i servizi del 19%, pensate, e però i costi aumentano, sottolineo quello che ha detto prima, continuano ad aumentare e per cui è proprio questo che ci spinge a sempre a chiedere la collaborazione appunto da parte della cittadinanza, che devo dire risponde, e sono qui anche per ringraziarla, per ringraziare per le firme apposte appunto per il 5 per 1000, per i lasciti, per i contributi, per la partecipazione agli incontri, ai concerti, a tutte le attività che noi mettiamo in campo o che i nostri supporter, diciamo così, mettono in campo per sempre raccogliere fondi. Il 29 di maggio ci sarà anche la corsa, la Corro con te, per cui di occasioni, di iniziative ce ne sono veramente tantissime e comunque una persona può anche di sua spontanea volontà decidere appunto di dire adotto la cura, no? C'è anche questo metodo, per cui basta che guardiate il sito e appunto adotto la cura, come adotto un bambino, adotto la cura, quindi con un tuo contributo mensile, annuale, continuo, noi continuiamo appunto ad elargire questi servizi alle persone, sempre in modo completamente gratuito, sia all'hospice che a casa, a domicilio. In qualche modo è un sentirsi chiamati in causa, perché anche se non mi tocca, anche se non sono coinvolto direttamente, ma potrebbe succedere a me, ad un mio caro, e quindi in qualche modo è anche un voler tutelare quella che potrebbe essere un servizio che riguarda anche noi. E quello che volevo chiederle, Giovanna, è se famiglie che sono passate tramite voi continuano in qualche modo, anche dopo la dipartita del proprio caro che è stato assistito, a starvi accanto, a dare il proprio appoggio. Sì, devo dire di sì, e le ringraziamo, ma anche ringraziamo persone che non hanno mai avuto, no, il supporto, perché si rendono conto di quello che facciamo. Tra l'altro è da sottolineare che, essendo gratuita la nostra attività e tutti i nostri servizi, quando ci prendiamo in carico di una persona, di una famiglia, da questa non vogliamo assolutamente ricevere nulla. Se dopo poi ha piacere di aiutarci, bene, ma al momento, nel mentre, in itinere, assolutamente no, perché noi diciamo sempre, se anche a casa, se una persona ha bisogno che si vada una volta al giorno, il medico parte, prende la macchina, se ha bisogno che ci si vada tre volte, ecco che ci siamo, per cui assolutamente questo è per tutti, e quindi noi siamo veramente orgogliosi quando vediamo le persone che ci dicono sì, vogliamo aiutarvi perché è utile, perché come diciamo sempre è meglio non aver bisogno dell'Advar, però se per caso, come dicevamo prima, un nostro caro necessita delle cure palliative dell'Advar, è bello sapere che un'equipe multiprofessionale preparata insieme a volontari generosi e anche loro formati e preparati
seguono chi ne ha bisogno e soprattutto e anche direi segue l'intera famiglia. Esatto, era l'ultima domanda che volevo farle, che poi è il primo tema che lei ha affrontato, perché è vero che ci si concentra sul malato per rendergli quest'ultimo percorso di vita il meno doloroso possibile, ma è vero che fare questo significa anche dare un sollievo ai familiari che sicuramente non vorrebbero vederlo soffrire, quindi c'è un coinvolgimento del malato, certo, ma anche di chi gli sta intorno, con una sensibilità particolare. Assolutamente, pensate che oltre ai, come dicevo prima, medici, infermieri, ci sono gli psicologi sempre disponibili, insieme ai fisioterapisti, agli OS, per cui è proprio un lavoro di squadra. Io li vedo, si vedono poi in equipe, si confrontano, e anche il volontario, anche alle volte la persona e la famiglia magari ha piacere di confidarsi, addirittura non so, col volontario alle volte succede, oppure con l'OS, oppure con l'infermiere. Ecco che allora il lavoro di squadra veramente riesce a mettere al centro la persona, per cui le cure palliative sono proprio questo: dare il meglio, dare la dignità di vita partendo dalla volontà della persona, perché è una persona, non è un malato che arriva, è una persona che ad esempio che arriva all'hospice in una camera che è diciamo un micro appartamento, perché poi un familiare, se ha piacere, si può fermare anche a dormire, c'è una poltrona a letto, può fermarsi anche a mangiare, e quindi è accolto proprio come in una casa. E si dà quindi tutto il possibile, come dal punto di vista umano e dal punto di vista professionale, per quanto riguarda appunto le cure palliative. Tutte queste informazioni, anche tutte le opportunità che ci sono per supportare ADVAR, è possibile trovarle nel vostro sito, però ricordiamo un attimo come fare per informarsi perlomeno sul lascito. Allora, per informarsi sui lasciti potete telefonare all'ADVAR, oppure potete scriverci. Il telefono è 0422 35 83 13, oppure ci scrivete, oppure se non vi ricordate il numero, chiamate pure il numero dell'ADVAR e vi passiamo ovviamente chi di dovere, insomma, oppure alla mail lasciti@advar.it, e potete, ripeto, anche inventarvi il vostro nome e noi vi diamo appuntamento con un notaio. E ringraziamo ovviamente questi notai del Consiglio Notarile, perché vengono gratuitamente, perché anche loro ci credono in questo progetto e ci supportano, e appunto lavoro. Ecco qua avete in sovrimpressione, come si dice sempre, il numero, per cui non potete dimenticarlo, ecco. Per cui noi ci siamo qua per voi. Ricordatevi che se avete bisogno chiedete aiuto, chiedetelo, perché c'è chi professionalmente, volontariamente è disposto a darlo. Grazie davvero naturalmente ad ADVAR, grazie a lei per averci raccontato anche questa opportunità in più, grazie a Giovanna Azzuccoli, e naturalmente torneremo a raccontare di ADVAR. Grazie davvero Giovanna. Grazie a tutti. Noi proseguiamo, abbiamo parlato di episodi di vandalismo da Padova a Mestre, ma nelle ultime ore, nel weekend, vandalismi anche nella Marca, tra Casale e Roncade, in azione giovanissimi. Cartelli divelti, rifiuti abbandonati, bottiglie rotte, weekend di vandalismi tra Roncade e Casale sul Sile, protagonisti giovanissimi. Nel primo comune toccato al sindaco Marco Donadel domenica mattina armarsi di guanti e sacchetti presi in prestito dal vicino bar per ripulire il parchetto sulle rive del Musestre, e dai rifiuti abbandonati tra le giostrine dei bimbi sabato sera da alcuni minori. Bottiglie rotte, sì, bottiglie di birra, di amari, rotte in mezzo all'erba, quindi pericoloso per i bambini. Abbiamo un parco che avrà 20 cestini, sono mezzi vuoti, utilizzateli. Io non dico che non dovete trovarvi a fare festa. Divelta anche l'asse di una panchina, poco più in là invece qualcuno ha persino defecato sotto la siepe. E questi ragazzi che si recano al supermercato, fanno la spesa, comprano da mangiare, da bere, e poi vengono qui, lasciano tutto per terra, se fanno la stessa cosa anche a casa loro. La mia più che rabbia è delusione, perché
Non si riesce a capire, viviamo in un periodo storico dove si parla di ambiente, di sostenibilità, di rispetto per la natura e otteniamo l'effetto opposto. Il parco è oggetto di un progetto di riqualificazione con nuova illuminazione, videosorveglianza, percorsi pedonali, ma serve la coscienza del rispetto, evidenzia il primo cittadino. E appena qualche giorno fa altri vandalismi ai danni dei bagni nei cimiteri di Roncade e Biancade, chiusi dal sindaco proprio dopo alcuni episodi simili e riaperti su richiesta dei cittadini. Mi lasciavano i rubinetti aperti, avevano rotto i portasalviette, insomma dei gesti inqualificabili che poi ovviamente i cittadini mi hanno segnalato e adesso sarò costretto a richiudere. A Casale sul Sile invece, in occasione della festa dell'8ª di Pasqua, sabato sera dei ragazzini hanno preso di mira i totem posizionati lungo il Sile con la storia dei Burci. Trovo strano che abbiano piegato perché ci vuole forza. Forse sono saliti sopra, non so. Proprio per il timore, come accaduto in passato, che gruppi di ragazzini si ritrovassero a Casale in occasione della sagra, la prima della Marca, per creare disordini, la sindaca Golisciani aveva predisposto un potenziamento dei servizi della polizia locale anche in orario serale fino alle 22. Attenzione a questi atti che, ricordo sempre, sono soldi pubblici che noi mettiamo, è il bene della comunità. Quello che noi possiamo mettere in atto lo abbiamo messo in atto, questo è un caso isolato. Quello che chiediamo ai ragazzi di venire a Casale perché è una bella sagra, la sagra è uno spazio di convivialità, c'è il buon cibo, c'è la musica, c'è il divertimento e di divertirsi in maniera responsabile. Sul disagio giovanile che spesso sfocia anche in forme di violenza interviene da Padova il sindaco di Treviso. Io sarei, dice Conte, per rendere obbligatorio lo sport, il volontariato a partire dai più piccoli. A vedere per esempio le scuole aperte al mattino e chiuse al pomeriggio è un grande peccato. Se fossero aperte anche il pomeriggio con all'interno gli studenti, quindi protetti all'interno di luoghi valoriali, credo che questo ci aiuterebbe un po' di più a prevenire certi episodi. Le dichiarazioni del sindaco Conte rilasciate a Padova, dove ieri all'Università è stato siglato un accordo proprio tra Comune di Treviso e Università di Padova per la realizzazione negli spazi dell'ex caserma Salsa a Treviso di una nuova sede dell'Ateneo che ospiterà i corsi di giurisprudenza e professioni sanitarie. Per noi è un motivo di grande orgoglio essere qui oggi all'Università di Padova a certificare la volontà condivisa con l'Università di costruire la città universitaria. Dopo l'accordo con l'Università di Venezia o il protocollo con quella di Padova, un investimento da circa 60 milioni di euro tra i due atenei e il capoluogo della Marca per costruire la città del futuro. All'insegna dei giovani, della formazione, e quindi siamo estremamente contenti perché abbiamo raggiunto una sorta di autonomia universitaria. Sono molto grato ovviamente alla Fondazione Cassamarca che ha iniziato questo percorso, però era arrivato anche il momento per l'amministrazione comunale di cominciare a sedersi al tavolo con i due atenei in modo autonomo. Un vero e proprio campus dove gli studenti potranno trovare nella sede decentrata dell'università all'ex caserma Salsa tutti quei servizi di cui usufruiscono i colleghi di Padova. Si tratta, evidenzia Conte, di uno dei più grandi progetti di rigenerazione urbana, un'ex caserma che diventa un polo dedicato ai giovani tra formazione, tempo libero e sport. Si tratta di un'operazione pubblico su pubblico. È un'operazione di rigenerazione urbana, di rigenerazione che quindi noi implica nuova occupazione di suolo, che ospiterà il corso a ciclo unico di giurisprudenza e anche i primi anni delle professioni sanitarie. Nei 4.700 metri quadri dell'ex Salsa saranno ospitati laboratori, aule, spazio studio, sala convegni, uffici per i docenti e di segreteria, spazi comuni e aree esterne coperte, a disposizione di circa 1.800 studenti. L'operazione, del valore complessivo di oltre 12 milioni di euro, è cofinanziata dal Comune per 3,3 milioni su fondi PNRR e prevede un investimento massimo da parte dell'Università di circa 9 milioni di euro. I lavori saranno condotti secondo due stralci, il primo entro settembre 2026, il secondo atteso per la fine 2028. Intanto, per quanto riguarda lo studentato, a fronte delle decine di richieste da parte dei privati per la sua realizzazione, il sindaco di Treviso ha un piano ben preciso. Vorrei però mantenere l'anima pubblica dello studentato perché il mio obiettivo non è quello di soddisfare i privati, ma è quello di andare incontro alle esigenze degli studenti con delle camere che siano accessibili anche da un punto di vista dei costi.
Noi siamo in chiusura, io vi ricordo questa sera a partire dalle 21 in diretta nuovo appuntamento con Ring, ospiti l'onorevole Flavio Tosi di Forza Italia, Carlo Cunegato di Alleanza Verdi Sinistra, Giovanni Maniddo del Partito Democratico, Gian Antonio Darè, Elena Cappellini di Fratelli d'Italia e poi Gloria Sernagiotto di Fratelli d'Italia che racconterà della vicenda giudiziaria del padre Remo Sernagiotto. È davvero tutto, ringrazio in regia Alessandro Granziera, Tommaso Migotte e Marco Gagliazzo. Io ora vi lascio la nostra programmazione, Casa Papagallo, la ricetta del giorno e poi più tardi il film Tulli. Grazie ancora e buon pomeriggio.